Allora, io mi occuperò della parte didattica. Nelle vecchie edizioni ogni volta proponevo dei suggerimenti didattici, ma questa volta per necessità dei professori e dei relatori, appunto, penso che concentrerò le mie proposte. La prossima volta volevo dirvi che, tranquilli, riprenderò l'argomento dei terremoti della tettonica a zolle con delle proposte didattiche e anticipo che sarà il professor Danieli parlerà sulla la cellula, mi pare, no? E quindi anche lì cercherò di darvi dei suggerimenti, vi darò dei link, vi darò del materiale. Io vi parlerò della strategia didattica del webcast la prossima volta e la analizzeremo assieme e vedremo come costruire queste webcast, come utilizzarle in classe, vi porterò degli esempi e anche vedremo in quale modo questa strategia ben si adatta alla metodologia dell'IBSE, cioè dell'Inquiry Science Education, cioè l'approccio didattico di cui avevo già parlato gli scorsi anni e che è quello che per ora viene più utilizzato nell'ambito per l'insegnamento delle scienze. Ecco, volevo anticipare questo, che magari, vista la lezione di oggi, bellissima, ma forse molto densa, qualcuno di voi magari ha preso paura, dice, mo adesso vado in classe, che faccio, che dico? No, ne riparliamo magari anche, anche nel forum, perché sono la vostra tutor di Venezia, quindi possiamo anche parlarne nel forum e già scambiarci delle opinioni e delle idee. Va bene? Allora, prendo la parola io, chiedo cortesemente alla regia di mostrare la schermata del PC e siamo qui sulla pagina dedicata appunto ai corsi che organizziamo nel contesto dei lincei per una nuova didattica nella scuola. Questa è la pagina generale, molti di voi già la conosceranno, però volevo segnalarla per gli iscritti al solo corso di scienze che quindi forse non hanno ancora preso in mano la parte web. E in questa pagina trovate poi in elenco il corso di scienze, qui visualizzate solo il calendario degli incontri, cliccando invece su scienze appunto trovate la pagina specifica dedicata al corso con i dettagli, i titoli delle lezioni e di volta in volta andremo a pubblicare i video streaming che registriamo nel corso della diretta e che poi rendiamo disponibili sia per chi vuole rivederli, sia naturalmente per coloro che dovranno recuperare le lezioni che mancano in presenza. Ricordo infatti che si richiede la presenza ad almeno 3 lezioni su 5 e che le altre andranno necessariamente recuperate online con la visualizzazione dei video e poi con un intervento circostanziato in piattaforma all'interno del filone di discussione e del forum della lezione che vi compete. Adesso mostro visivamente cosa intendo con queste parole. Innanzitutto però voglio mostrarvi che qui sotto trovate anche le edizioni degli anni precedenti, dove chi ha piacere può vedere i video delle lezioni dello scorso anno e volevo anche mostrarvi un po' visivamente come andrà a comporsi poi progressivamente la pagina, quindi vedrete di solito le lezioni sono scomposte in due parti. Quest'oggi per appunto necessità urgenti abbiamo dovuto fare un po' diversamente, però in generale siamo strutturati in questo modo. Comunque, torniamo alla pagina precedente. Già domani qui sotto al titolo della lezione vedrete comparire il video e poi via via, come dicevo, quelli successivi. Per l'utilizzo della piattaforma invece basta cliccare sull'indirizzo web. Le credenziali, chi le ha già ottenute per matematica, sta seguendo il corso di matematica, impiegherà esattamente le stesse, quindi non le andrò a reinviare, salvo che non ci siano appunto problemi e che mi facciate sapere voi che le avete perdute. E viceversa ai nuovi corsisti le invierò conto domani o venerdì, insomma, il più presto possibile. E intanto vi mostro con un esempio
che è il mio accredito che uso appunto per mostrare dal lato studente cosa succede quando appunto si inseriscono le proprie credenziali. E visualizzerete una pagina come questa. Per chi è iscritto solo a scienze vedrà solo il corso di scienze, invece gli iscritti anche a matematica vedono entrambi i corsi. Si clicca sul titolo del corso ed ecco qui che vediamo come è strutturata in piattaforma, come è strutturato in piattaforma il corso. È diviso in base alle 5 lezioni, è già attiva. Per la lezione di oggi sono attivi il forum di discussione dove entrando potrete visualizzare, io sono iscritta in questo mio esempio di studente nel gruppo di Venezia, però vi mostro che se chiunque di voi volesse vedere anche cosa si dice negli altri forum, mettendo in alto su gruppi visibili tutti i partecipanti può anche vedere quanto è stato scritto negli altri forum. Ecco, però potrà rispondere solo e unicamente all'interno del forum che gli compete. Per esempio, nel mio caso, vedrò qui la possibilità di fare rispondi perché sono iscritta nel gruppo di Venezia. Viceversa, se vado a consultare, vedo che è già partito il tutor di Padova, all'interno del tutor di Padova non posso rispondere, però posso leggere gli interventi. Benissimo. Vi mostro anche la finestra di risposta per semplicità, quindi cosa andrò a fare quando devo inserire il mio commento alla lezione a cui non ho partecipato? Scriverò rispondi, scusate, cliccherò su rispondi e poi potrò compilare qui all'interno della finestra di dialogo il mio messaggio e fare invia al forum e così avrò completato il mio recupero. Naturalmente sono più che ben accetti interventi da parte di tutti, a prescindere dal recupero delle lezioni, perché vorremmo anche stimolare un pochino un confronto tra di voi e che si creasse un po' di gruppo, un po' di scambio. Benissimo, ultima cosa, sempre all'interno del formato del corso, oltre al forum potete avere i materiali, io ho già predisposto la cartellina, al momento è vuota naturalmente, quando avrò dal professor Doglioni la relazione la pubblicherò e vorremmo anche pubblicare appunto ulteriori materiali, saranno quelli di cui vi parlerà la prossima lezione la professoressa Zanetti e un altro documento che sto preparando perché abbiamo tenuto varie iniziative su questo tema e quindi vi darò dei riferimenti per chi è intenzionato a approfondire. Ecco. Ecco, oltre a rispondere al post, diceva giustamente la professoressa Zanetti, torno un attimo sulla opzione di risposta, potete oltre che compilare il vostro messaggio, anche inserire, qui di seguito c'è lo spazio, qualsiasi materiale che abbiate piacere di allegare, basta un semplice drag and drop, riducete la finestra, vi tenete la vostra cartellina aperta, qui potrei trascinare, non lo faccio, e lo portate dentro, quindi è molto, molto semplice l'utilizzo. E per qualsiasi cosa comunque potrete contattarmi, ecco. Intanto chiudo, poi rispondo, qui c'è una domanda forse. E per quelli che erano assenti alla lezione, adesso mi pare ce ne sia uno solo o ho No, capito male? esatto. Allora, quest'anno, siccome abbiamo molto lavorato sulla partecipazione ai forum, li abbiamo suddivisi per provincia e per non complicarvi ulteriormente le cose, esiste un unico forum sia per i recuperi sia per Ok, qualsiasi altro post inerente alla lezione. Ovviamente i recuperi e la discussione di ogni argomento va fatto all'interno del forum relativo a alla quello lezione, specifico giusto. argomento, quindi nella lezione di oggi si parlerà dei terremoti e poi via via Sì, della sì, cellula si parlerà, certo. ecco, e di Ma volta in comunque, volta li andrò a attivare. e comunque però non è prevista alcuna possibilità di scambio di idee con i colleghi delle altre province?
E invece l'anno scorso No, mi pareva si potesse fare il vi contrario. teniamo all'interno del gruppo perché siete numerosi e insomma, siccome vorremmo incentivare la partecipazione di tutti, parliamo di quasi 90 persone, quindi sarebbe molto complesso gestire dei forum. Potete però, come dicevo, vedere gli interventi e se trovate qualcosa di interessante in un altro forum, citarlo all'interno del vostro e proseguire la discussione con i vostri colleghi. Ecco. Benissimo, a questo punto mancano 10 minuti alle 5, noi restiamo collegati per vedere se c'è qualche domanda anche tecnica che arriva dalle altre sedi e niente, altrimenti vi congediamo perché tutto quello che dovevamo dire. Ecco. Mi riferisce la professoressa Zanetti che stanno arrivando domande giustamente riferite all'intervento del professor Doglioni, queste mi riservo di girargliele e poi all'interno di questo forum aprirò un nuovo filone di discussione che vedrete in coda a questi, è visibile questo sì a tutti quanti, a tutti i gruppi contemporaneamente senza restrizioni. Nel quale posterò le vostre domande e le rispettive risposte che mi verranno date. D'accordo. Allora, sì, io resto altri 5-10 minuti per raccogliere domande. E chi non ha domande o le sedi che non hanno completato, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima lezione il 1° febbraio. Ecco, magari date un'occhiata al forum prima del prossimo incontro, ok? Che magari domani, dopodomani comincio a scrivere qualcosa.